Sì, allora, sulle motivazioni di questa proposta di legge ha già detto il capogruppo e quindi i presupposti perché ci fosse questa reazione dei sindaci li avevamo già individuati tutti in aula quando nella nostra relazione di minoranza avevamo segnato esattamente questi punti, quindi se avete la pazienza di andarvela a rivedere, insomma ci sono già lì. Scusami, che è il punto nodale che ci ha portato a votare contro Esatto, ecco. a questa legge, perché noi non siamo contro Chiariamo questo, la possibilità che il mondo dell'edilizia, dell'artigianato ne possa trarre un vantaggio dall'utilizzo di questa norma, soprattutto per quanto riguarda la prima casa, laddove ci sono piccoli interventi che aiutano le famiglie e che aiutano le imprese artigiane a attivarsi. Siamo contro però a una modalità di applicazione di questa norma che toglie ogni potere di intervento ai sindaci e soprattutto va contro una filosofia che noi abbiamo indicato, che è quello di evitare un consumo ulteriore del suolo, utilizziamo meglio il suolo e lavoriamo di più sul rigenerare il patrimonio edilizio che abbiamo a disposizione. Per questo ecco, noi abbiamo votato contro. Capiamo benissimo che c'è un comparto edilizio che è in difficoltà e quindi che necessita di essere aiutato. Però attenzione, con la vecchia norma i dati ci dicono che c'è stato un buon utilizzo, non c'è stato un appesantimento, così come è uscita la volta scorsa e aveva visto la posizione nostra positiva. E quindi perché irrigidire i rapporti e soprattutto creare un elemento di difficoltà e di incertezza rispetto a quelle che saranno le decisioni anche nazionali, perché sicuramente ci potrebbe essere un conflitto su questa norma che rende più che aiutare, accelerare, semmai a rallentare da parte di chi vuole realizzare questi interventi con serenità, con tranquillità sul valore giuridico anche della norma. Scusami. Allora, stavo dicendo appunto che i presupposti c'erano, noi interveniamo con questa proposta di legge su 3 aspetti che citava prima Lucio. Innanzitutto sulla questione dei 200 metri, sapete, vi spiego com'era nata quella cosa dei 200 metri in aula durante la discussione, perché è un emendamento che è arrivato in corso. La norma originaria diceva che io posso fare l'ampliamento di cui ho diritto anche in un corpo edilizio separato. Okay? In origine, 2009, il corpo edilizio separato doveva avere carattere accessorio e pertinenziale per evitare che diventasse un nuovo numero civico, una nuova edificazione da poter commercializzare. Piano Casa 2011 è stato tolto la clausola carattere accessorio e pertinenziale. Piano Casa 2013 io posso fare l'ampliamento o in aderenza, cioè attaccato a fabbricato esistente, oppure anche in un corpo edilizio separato liberamente, senza dire ci deve essere la clausola che esteticamente non è possibile attaccarlo, quindi una motivazione anche di tipo architettonico, e lo posso fare sul lotto di pertinenza, su un lotto confinante o limitrofo. Sui 2 aggettivi confinante o limitrofo c'era un po' il motivo, diciamo così, della possibile speculazione, perché se guardiamo il vocabolario, dire confinante o dire limitrofo è la stessa cosa, ma il fatto che dico tutti e 2 gli aggettivi vuol dire che voglio intendere qualcos'altro. E allora nella discussione, per limitare il concetto di limitrofo che fosse troppo estensivo, è venuto fuori il discorso dei 200 metri, perché altrimenti il limitrofo potrebbe dire insomma, un perimetro e un raggio così indefinito. Adesso noi interveniamo per dire fermiamoci al lotto confinante, punto. E su questo ci chiudiamo la possibilità di... I 200 metri era stato frutto della discussione sottoscritta dal Presidente della Commissione e anche dal sottoscritto, perché a quel punto diventava la mediazione il male minore. Però in realtà dopo gli effetti, siccome la cosa è nata così abbastanza in fretta, non era stata valutata bene, li stiamo vedendo e quindi su questo vogliamo intervenire per porre rimedio.
Per quanto riguarda l'altro punto della competenza dei comuni, è duplice sia nei centri storici, come è stato detto prima, e quindi capire dentro al centro storico entro 60 giorni da parte del comune su quali ambiti poter intervenire e modulare anche gli interventi della prima casa. Se entro i 60 giorni, e cioè entro il 30 di aprile 2014, il comune non dice nulla, allora si va all'applicazione diretta anche per la prima casa in centro storico. Altro ambito di intervento da parte dei comuni riguarda tutte le operazioni di ampliamento, abbattimento, ricostruzione, demolizione, eccetera, spostamento di volumi, dove, come era già nel 2011, il comune fa le proprie valutazioni in base alla programmazione, alla compatibilità di questi interventi, che in alcuni casi nel piano casa ter possono avere incrementi che raggiungono anche l'80%, se poi aggiungiamo la norma, quella dell'abbattimento ulteriore di barriere architettoniche, aggiungiamo un altro 40%, quindi possono avere impatti consistenti, che vanno valutati. Quindi diciamo, lo strumento piano casa in sé ha una validità che noi riconosciamo. L'applicazione in questa maniera porta a vanificare eventuali benefici, anzi può diventare un problema. Ecco, questo in sostanza sono i punti dell'articolato sui quali interveniamo. L'operazione va fatta in fretta perché, sì, è giusto, la norma è entrata in vigore al 30 di novembre, alla scadenza di quella precedente. La Giunta però ha 120 giorni per la circolare esplicativa, quindi il rischio è che in questi 4 mesi di tempo, di transizione, cominciano a essere presentate delle domande e se poi viene fuori la non costituzionalità, capite che insomma si creano dei problemi. Quindi la nostra norma transitoria prevede che le domande presentate fino al 31 gennaio devono per forza seguire la nuova norma del piano casa ter. Quelle dopo il 31 gennaio seguiranno l'approvazione di questa nuova modifica. Chiamiamolo quater se volete, ma insomma ci capiamo. Insomma, ecco. Aggiungo un altro aspetto riguardo al discorso di intervenire con circolare, cioè è come voler curare un trauma con un'aspirina, voglio dire, cioè siccome qua il tema della competenza è così forte e ha presupposti così pesanti, cioè è assurdo affidare a una circolare con tutta la buona volontà il recupero di questi ostacoli che esistono in legge, quindi serve una legge per modificare una legge, questa è una regola insomma, dalla quale non si può transigere. Noi sappiamo che Anci Veneto ha dato la sua disponibilità a ragionare, però non può essere carpita diciamo, questa buona volontà usando uno strumento improprio come quello della circolare. L'altro ragionamento che fa Zorzato è collegato alla nuova discussione che si sta facendo, abbiamo concluso prima altre audizioni sulla legge del consumo di suolo, dove dice potremo intervenire per recuperare qualcosa. Allora, anche qui chiariamo la posizione politica nostra. Nella proposta della legge sul consumo di suolo avevamo scritto, ancora prima che entrasse in vigore il nuovo piano casa, che non costituiscono consumo di suolo gli interventi relativi al piano casa. Ma chiaramente il nostro presupposto era che ci fosse comunque la mediazione dei comuni. Adesso che è uscito così il piano casa ter, è chiaro che quell'aspetto lì della proposta di legge va riconsiderato se questa nostra nuova proposta non viene accolta, altrimenti è chiaro che è tutto un altro paio di maniche, insomma.